Amici, buongiorno, rassegna stampa, come sempre notizie del web, notizie della carta stampata, notizie dei giornali di riferimento della provincia di Rovigo. Andiamo alle notizie. Cominciamo con la voce di Rovigo, prima pagina, vaccini, il giorno dei nonni, dopo spiegheremo il perché, e l'uomo della notte, in prima pagina sempre Sgarbi che visita Badia Polesine. Pronti partenza via, oggi parte la vaccinazione di massa. Allestiti a Rovigo, Adria e Trecenta i centri vaccinali. Oggi prime dosi a 270 anziani. L'operazione anti-Covid per gli over 80 nei vari punti allestiti nel territorio. Saranno 270 vaccinati dalla classe 1941, 100 a Rovigo, 85 a Trecenta e 85 ad Adria. La media prevista è di 280 dosi inoculate al giorno. La notizia del giorno è l'altra mazzata subita allo sci, sospesa la riapertura degli impianti. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza dopo il parere contrario del CTS. Tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità. Naturalmente proteste dagli operatori. Casa di riposo di Adria, sarà possibile tornare ad abbracciarsi grazie al gazebo protetto pensato per i nonni della struttura. Nella foto il taglio del nastro con il sindaco, il presidente Mori e la responsabile della RSA. Made in Polesine, grazie alla buona volontà e al cuore di Francesco e Santo, nuovi coristi della Corale di Mazzorno, una donazione dell'organo elettronico del Marco, inaugurato ieri e collocato nella cantoria della chiesa parrocchiale di Mazzorno. La notizia appunto di Vittorio Sgarbi che visita a sorpresa i gioielli di Badia Polesine, giunto nella cittadina dell'Alto Polesine per ammirare i gioielli della città, il teatro sociale, la collezione Balzan e l'abbazia della Vangadizza. Gazzettino, sfratti bloccati, Mercuri, espropriati dei nostri beni. Il presidente dell'Ape Confedilizia di Rovigo lancia un appello perché i proprietari di immobili vengano tutelati e non caricati di tasse senza introiti. I proprietari subiscono non solo la mancata riscossione del dovuto canone, ma devono anche sostenere le spese di gestione. Ancora polemiche ad Adria per la viabilità, guerra del senso unico, polemica per le 100 firme raccolte contro la modifica di Riviera Matteotti. Il centro non è dei commercianti, dice l'amministrazione. Bonato, le scelte sul traffico hanno bisogno di tempo per essere metabolizzate dalla cittadinanza. Resto del Carlino di Rovigo, intervista a Diego Crivellari, nominato presidente del CUR. Università, dobbiamo ripartire con slancio, creare un rapporto con il territorio per dare opportunità di lavoro agli studenti. La parola d'ordine sarà fare squadra focalizzandosi sull'importanza strategica dell'università nel territorio. Ieri a Rosolina, la terza edizione Spiaggia di Caleri, un mare di rifiuti di cui possiamo farne a meno. Le nostre spiagge sono piene di rifiuti, aiutateci a portarla via e scoprirai che molti di essi si possono evitare. Era questo lo slogan che ha trovato decine di persone per pulire la spiaggia. Sport, Serie D, l'Adriese abbatte la capolista, un gol di Marangon e uno di Cabine regalano il vantaggio contro la Manzanese, poi difeso da un'attenta prestazione. 2-0 per l'Adriese. Sempre in Serie D, purtroppo la falsa ripartenza del Delta cade a Feltre nella gara dopo i 53 giorni di stop a causa del Covid, subendo le 2 reti nella ripresa per il calo. Nel primo tempo i polesani mettono in difficoltà i rivali. Il gol spacca la partita subito dopo un sospetto fallo di mano. Sempre per lo sport, Delta Volley Portoviro, una vittoria con la testa, piegato il Prata 1-3. È stata una vittoria di grande intelligenza, quello del Delta Group Rico Carni, sul campo della Tinet Prata di Pordenone. E chiudiamo con la foto del Gazzettino, spiaggia in tanti a passeggio lungo il mare di Rosolina. E ieri effettivamente sembrava il giorno di Ferragosto. Per oggi è tutto, grazie dei vostri ascolti, grazie che ci seguite sia sulle pagine Facebook, YouTube e anche da Radio Ediva, e da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!